Allora questa è una varietà bianca, sempre tipica qui dell'Etna, adesso non è più molto diciamo coltivata, perché si trova, vedi, in mezzo a dei vigneti di rosso si trova questa qui, si chiama Minnella bianca. Minnella bianca. Sì, perché assomiglia un po', diciamo, come forma e a quella forma un po' particolare. E questo è Nereno, Vedi? Assaggio? Che grappolo. Posso assaggiare? Sì, puliscilo con sì, perché c'è un po' di... soffre. Vedi questo vento, vedi il grappolo che è molto compatto, no? Bello. È compatto, quindi se non c'è questo vento può prendere la malattia, perché l'umidità invece questo vento aiuta a tenere il grappolo bello sano, no? Sempre sano. Oh my god. Bello, questo è un vigneto molto bello. Lo sapore è proprio particolare, sì, molto particolare. Eccezionale. E siamo quanti metri? Qui? Sì. Siamo a 800 metri, quindi 2400 piedi. 2400 piedi. C'è il portainnesto di vite americana e diciamo, il vitigno poi della vite europea. Sì. Queste sono tutte vite europee, perché la fillossera qui non riesce ad attaccare. Ah, ho capito. Soprattutto a questa altezza non riesce ad attaccare, quindi molte di queste vigne, soprattutto anche quelle più in alto, quelle di 80 anni, sono tutte vigne che sono franche di piede, cioè sono la vigna originale, non è... Allora siamo a un posto dove tu compri l'uva pure. A casa tua, la distanza di qua? Diciamo? Circa 70 km. No? Sì. Un'ora e mezza al massimo. Perché adesso noi facciamo una strada che è una strada di montagna, quindi non si può andare molto veloce. E lì è... no? Sì, no? Quella è... sì. Vedi, ancora... Vedi com'è in ritardo la maturazione, no? Vedi che ancora qui è rimasto così. Sì. Questo è in ritardo perché qua fa più freddo pure, no? Freddo, sì. A sera, a notte secondo te quanti gradi sono siamo? Qua 10-12 gradi. Davvero? In questo periodo sì, magari ad agosto no, ma adesso sì. Buona, però ancora vedi che è poco zucchero, no? Poco zucchero. Confronto quell'altro. Vedi il terreno? Polvere, vedi? Vedi qua. Questo quando piove, dopo mezz'ora è asciutto. Di nuovo. E questa è la terra di Etna. Questa è la terra dell'Etna. Adesso dell'isola, mi sento che sono all'isola Olie. È vero, sì, perché poi anche la terra è la terra pure, come isole Olie. Certo, perché ci sono sempre quei 2-3 gradi di differenza, non è facile, qui per esempio ci può essere la pioggia veloce ma subito dopo esce il sole, quindi è proprio un microclima, è un clima che è quasi diverso dal resto della regione. Può essere che la pianta ha molta uva, molto carico e quindi non può distribuire sostanze per tutti i grappoli che ha e non riesce a, diciamo, a farli ingrossare, a farli maturare tutti, alcuni restano piccoli. Una possibile causa? Sì. Bisognerebbe diminuire il carico dei grappoli, cioè tagliare quando i grappoli sono verdi, sono ancora non maturi, levarne alcuni per concentrare di più le sostanze nei grappoli che rimangono attaccati. Bellissimo. Però senza vento. Questa è uva persa. Uva persa? Sì, diventa muffa. Sì. Allora, se piove, se non piove non è un problema, ma se fa per esempio un po' di pioggia, poi subito il sole, no? Che è tipico di questo periodo, la muffa attacca e se non c'è vento, questa è uva persa. E quando vedi muffa? Uva muffita. Vedi, ok. Perché non è una muffa nobile. In Francia si fanno i vini con la muffa. Sì. I muffai Sauternes sono famosi per però è un altro tipo di muffa, quella si ricerca quel tipo di muffa, perché è un fungo nobile quello, dà dei profumi molto particolari, ma non quelli che attaccano questo tipo di
questo nero d'Avola. Nero d'Avola. E vedi la differenza? Completamente differente. Vedi lì, il Sì, grappolo sì. è più sparo, Ho è capito. fitto come Sì. Controllatore. Questo è molto faticoso, Sì. ma è il modo migliore per fare macerazione. Assolutamente. Ora cominciamo, quando aggiungiamo il lievito adesso facciamo una bella mescolata. Allora metti un po' di lievito qua. Lievito, io intendo il lievito questo qui. Adesso Allora tu mi dicevi con lievito che io ho usato l'anno scorso, soprattutto tu non aggiungi con lievito selezionato. soltanto fermentazione naturale. Sì, perché tu conosci i vigni e diciamo sei andato a raccogliere queste uva, hai capito? Faccio uno starter, Sì. faccio una piccola fermentazione, 10 litri, 15 litri, Sì. fermentazione piccola, Sì, e poi a temperatura alta, 40 gradi, 100 gradi, in sì. modo da essere abbastanza veloce, quella piccola. Sì. Poi abbasso piano piano la temperatura di questa piccola Sì, starter sì. e lo metto nella massa. Ma dimmi una cosa, tu hai detto che fra 24 ore questo già fermenta. Prima Hai parte parlato del lievito, Questo come è- fai, soprattutto tutti qua lievito naturale, Sì, quello non wild sono yeast, Wild yeast. wild yeast, E questo è mosto in fermentazione della vendemmia l'anno scorso, dell'anno scorso, che io ho congelato, quindi freeze, capito? e quando io devo rifare adesso la vendemmia ora, io riscaldo e lui riprende a fermentare di nuovo. E questo lo uso per fare partire la fermentazione della nuova vendemmia. Ho capito. Allora, parlavi pure dei lieviti commerciali, tu dici che i lieviti commerciali sono importanti, però... Sì, sono molto importanti, ma il lievito Sì, ha molta responsabilità nel risultato finale del vino. Quindi tende a fare diventare i vini molto simili tra loro. Se tu usi il lievito, se noi due usiamo lo stesso lievito, è molto facile che i nostri vini si assomiglino, anche se noi li facciamo io in Sicilia e tu a New York. capito? Invece con un lievito del territorio questo non può succedere. Capito. Allora, Poi sono dello stesso, certo tu devi avere un lievito buono, perché ci sono lieviti buoni, ci sono con il wild yeast è facile avere lieviti non buoni, tu devi stare attento, devi assaggiare, devi odorare, odorare. se il risultato è E buono. che odore devi odorare? Qual è l'odore che non deve fare puzza, tu non devi sentire puzza. puzza? Ok. Se senti puzza cosa devi fare? Puzza c'è qualcosa che non va, o E i devi raggiungere... lieviti non stanno lavorando bene, e quindi può essere oppure quel lievito non va bene, quindi tu lo devi cambiare, devi usare Devi raggiungere il commerciale dopo? sì, devi usare il commerciale. E cosa fai? Con il commerciale fai come di solito... Se tu te ne accorgi all'inizio Sì. della fermentazione puoi ancora aggiungere il lievito commerciale, Ok. se no non puoi fare più niente. La probabilità dei lieviti wild yeast di avere un problema... No, non c'è, solo esatto. se tu proprio, perché wild yeast tu devi stare più attento, devi seguire di più, Sì. devi fare più monitoring. Sì, capito. Cioè tu devi controllare, devi fare check continuo, test continuo, 2 volte, 3 volte al giorno. Ho capito. Perché col lievito commerciale è più stabile, no? Lui va, fa il suo lavoro e... Però parliamo, ci sono più problemi con il commerciale, no? No. H2O, H2S, di H2S, no? Hydrogen sulfide. Con wild Perché devi dare cibi, sempre devi... Sì, quello sì, perché loro mangiano tanto, quindi commerciale. Sì, commerciale sì, perché è più, no? Più, Sì, lievito selezionato, quindi è più forte, Capito. più resistente. Ho Però capito. tu devi stare, se lui è buono a lievito commerciale va tranquillamente, non Oh, ok, allora stiamo mettendo il mosto un'altra volta di nuovo nel congelatore. nel congelatore. nel E freezer. c'hai diversi tipi Sì, di starter. questo è quello là del bianco, del vino bianco che io Yes. faccio, sono sicuro, e quindi ogni anno io metto sempre capito. 10 litri dentro qua. Dentro. E invece questo qui è quello un'altra prova che ho fatto, Ok. e quindi siccome non sono sicuro Ok. farò
ho messo poco perché farò solo una prova. solo diverso un esperimento. colore, eh? Sì, ha un diverso colore, visto? Sì, allora con lo starter, se uno vuole fare come fai tu e che faccio io adesso, cosa fanno per il primo starter? Perché non c'è starter, se loro iniziano dall'inizio. Devi cercare di riscaldare e aspettare, tenere la temperatura molto alta, Ok, 35-40 gradi sempre, in modo che tu la per la fermentazione fermentazione. Un'altra cosa, e tenere con le bucce. Tu prendi per esempio 20 kg di uva, sì, piggi Sì. e tieni dentro con le bucce, la tieni molto calda, in modo che fai partire subito la fermentazione. Sì, sì, Poi sì, sì. separi, Separi. per vedere come viene. E Ok. poi se viene buona, allora tu puoi continuare Ah, a ok, fare ok, buoni. ok, ok, Però ok. potresti fare anche 2 o 3 tentativi, non Ok. sempre. Un'altra cosa che hai detto è che la fermentazione deve partire subito. Sì, quella è Non piace fondamentale. perché ci sono quelli commerciali e non partono Se subito. se la fermentazione non parte subito, se non ci sono yeast, Sì. yeast fermentation, c'è bacteria activity, Sì, 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 sì. acidic bacteria, Esatto. e dangerous, Capito. acidità volatile, perché Sì. bacteric bacteria, Sì. acidic bacteria, usano ossigeno, usa oxygen. Mi piace oxygen, sì, vivono E con quindi oxygen. invece fermentation è carbon dioxide, no oxygen. Ah, sì, 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 E sì. no oxygen, no bacteria bacteria, sì. acidica. Capito. E per questo la fermentazione deve partire subito, perché se parte subito c'è carbon dioxide, no oxygen e is good. Tra 24 ore parliamo. Sì, Anche sì, prima. Sì. Entro la prima parte meglio è. Sì, però quando abbiamo macinato l'uva sembrava già che fermentava. La schiuma così, Esatto. però è partita subito, perché poi io ho aggiunto lievito in fermentazione. Ah, e poi parliamo perché siamo in Sicilia. Certo, Qua bel sole, è temperatura 28 gradi qua. Sì, 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 Ah, questa ok. è la temperatura aiuta. Temperatura non deve essere aiuta. troppo basso, non Sì, deve sì, essere sì, sì, troppo sì. alto. Ok, Deve perfetto. essere una temperatura che va da 75-80 degree. Però vabbè, possiamo vedere. Qui quella è la misurata la temperatura. Sì, 20 e 21, ora l'ho misurato ora poco fa, 21 e 21. Allora così. Quello quando stava. Questo qua? C'è quello che è andato a 27 gradi. Quale? prendo lei. Quello non riusciamo a. No, va bene, 24 gradi, 25 gradi va bene come Va bene? Sì, sì. Ancora Sì, e adesso stai misurando 25 sarebbe 70. Dai, mi fai. sono 77. Fino a, Ancora va fino bene. a 80 va Fino a bene. 80 teniamo così. Teniamo, e lo lasci così a 80. Se, aspetta che questo è importante perché aiuta altri, se questo va più di 80, diciamo 82, 80, Può andare. cosa fai di... Metto il freddo, metto la serpentina per abbassare. Ah, ok, allora uno deve, deve comprare qualcosa per... Allora, puoi arrivare anche a 90 per fare la fermentazione. Sì, lo so. Non c'è problema. Però i profumi non vengono estratti bene. Tu devi tenere una temperatura bassa se vuoi estrarre più profumi dalle bucce. Allora, il gamay cosa... Perché a me, secondo me, più di 80 non devi andare. non deve andare, ok. Come temperatura. E poi il primativo che lo faccio macerazione lungo. Partire con una temperatura bassa. Sì, E poi nell'ultima fase, dopo a 3/4, al Sì. 75% della fermentazione, Sì. cercare di fargli alzare la temperatura. quello è semplice per me, sì. Quello Però sì, per l'ultima- mettere freddo non ce l'ho qua. Quello è un po' È più- importante. Sai come si può fare? Dimmi, Una volta io dimmi. prendevo Dry ice, quello ghiaccio... o dry ice, Dry ice? oppure prendi un tank, Sì. da un gallone per esempio, Sì. di acqua, lo Sì. metti nel congelatore, nel Sì. freezer, Sì. congeli, lo fai diventare ghiaccio, ice, Sì. e poi lo butti qua dentro. Ah, Raffredda. davvero? Sì, certo, raffredda. Ok, ho capito. Questa può essere una soluzione, Ah. però non ti abbassa molti gradi, eh. Lo Quindi so, lo no devi come farlo- quello. Devi farlo quando lo devi fare se è molto caldo, non ce la fai con Sì, questo. Però sì. se tu controlli la temperatura sempre, puoi farlo un paio di gradi, riesci ad abbassarlo. Capito. 4-5 gradi Fahrenheit riesci a abbassarlo. E allora per il mio primitivo, tu per fare una lunga macerazione, Una lunga macerazione tu devi fare intorno a lievito, tu anche... Sì, lì se vuoi. Io uso non- il lievito, devi- però gamay senza lievito. fallo. Faccio quello vino... Sì, proprio vino contadino. Esatto. Aspetta, un'altra domanda. Se per caso questo non fermenta
molto, molto buono, deve avere un po' di lievito se per caso non fermenta tutto lo zucchero, diciamo. No, te lo deve fermentare tutto. Se non ti fermenta tutto lo zucchero possono esserci due problemi, cioè due cause. Uno, temperatura troppo alta. Ok. A temperatura troppo alta il lievito si stressa e non fermenta più. Oppure uva troppo matura. È quello il problema di noi, di New York. Troppi zuccheri. E il lievito, quando ci sono troppi zuccheri, ha un sacco di problemi perché non sa quello che deve fare. Queste due possono essere delle cause diciamo che ti resta uno zucchero residuo, no? Residuo zuccherino che non riesce a fare tutta la fermentazione. Ok, perfetto. E questo vino si beve a San Martino. Sì, prima di San Martino, a San Martino assaggiamo, lo assaggiamo anche prima, giustamente man mano si va assaggiando. Però diciamo che a San Martino ogni mosto diventa vino. Esatto. Quindi a San Martino bisogna bere il vino quella sera, bisogna bere il vino nuovo. Esatto. Casa Sizza, carne di maiale, se si fanno i maccheroni meglio. I maccheroni meglio ancora, capito? Il vino nuovo. Sì. Questo non è per invecchiare, fai altro per invecchiare. Questo non capito. Questo è un vino bianco che sta fermentando. Perfetto. Questo è Nero d'Avola? Questo no, è Nerello Cappuccio, che è una varietà sempre siciliana. Del tuo territorio. Ok. E allora tu adesso dopo 48 ore di macerazione. Perché questa è una tradizione, diciamo, vino da tavola. Sì, questo è proprio come si faceva, una volta si faceva così. Ho capito. Questo, cioè si faceva poca macerazione, non c'era tanta macerazione con le bucce. Sì. Però un po' la devi fare perché le sostanze del tuo vino sono dentro la buccia, sono sulla buccia, quindi tu devi con l'alcol cercare di estrarre un po' di queste sostanze per portarle dentro il vino. Così poi tu le senti con il naso, le senti con il corpo. Se tu fai subito, tu piggi, tiri via subito e non resta niente, quindi almeno 48 ore devono stare. Ho capito. Allora, per fare una lunga fermentazione poi è sempre controllare la temperatura. Controllare la temperatura, non deve, visto qua noi siamo stati 77 degrees. 70, massimo 80. 80 questo tipo di vino secondo me questo è il 25 gradi. 25 gradi. Più di questo molto importante. Se vai più su con lieviti naturali potresti avere qualche problema. Ok. Andiamo alla tua cantina. Adesso stiamo entrando sulla cantina dove abbiamo tanti contenitori dell'olio. Su misura, tu hai fatto questo, tuo papà mi diceva su misura. Questo negli anni, un anno abbiamo fatto uno, un anno abbiamo fatto un altro. Questi sono tutti dell'olio. Questo olio, perché voi fate olio pure. Quell'olio dell'oliveto che tu hai visto. E ti posso assicurare quell'olio è eccezionale. Questo è tutti dell'olio. Qui invece noi abbiamo questo dove facciamo lo stoccaggio. Quindi aging, questo è acciaio e poi steel and wood. Sì. Questi sono neutral? Yes, piace solo neutral, no? Yes. Sì. O ti piace un po' di legno? No. Perché ho assaggiato tutti i tuoi vini, non si sente il legno, però si sente la botta, però è bello. Esatto. Il vino si fa con l'uva. Ma California, quando sei stato, perché sei stato in California un paio di settimane fa, come hai assaggiato i Cabernet Sauvignon, però sentivo il legno? Alcuni sì. Alcuni ho sentito molto il legno, ma il legno americano è diverso dal legno europeo. Il legno europeo. Si sente anche soprattutto all'olfatto, si sente è completamente diverso. Poi alcuni produttori, comunque molti in Napa usano legno francese. Sì. Fanno un misto pure, fanno francese e poi. Però per esempio il legno americano non mi disturba tanto, secondo me è più leggero, più soft. Davvero? Il legno americano sì, secondo me. Sì. Il legno francese. Il legno francese, se la botta è nuova, se la barricca è nuova, è pesante. Molto pesante. Capito. Tu devi aspettare, devi fare in modo che la barricca, perché non deve fare micro-oxygenation. Esatto. Not wood flavor. Esatto. Micro-oxygenation è molto importante.
Yeah. Lo togli dall'acciaio e poi lo metti dentro. Still is impossible to make microoxygenation. Io ti ho mostrato Flex Tank, però interessante. C'ho tre, però secondo te non si trova qua in Italia ancora? No, io conosco perché ho cercato su internet. Questo prodotto che fa micro oxidation e senza. But not good. Sì. Perfetto. E qui bene, possiamo andare, facciamo anche l'altro quindi. E queste sono tutte dove imbottigli il vino? E qui invece noi teniamo bottiglie. Tutto imbottigliato? Sì. Il più vecchio che c'hai, quale anno è? Che ho è 2001. È 2001? Sì. 2001. È Nero d'Avola? Nero d'Avola. Capito. Che è, vediamo, ti faccio qua in basso. Qua, questo qua. Ho capito. Queste sono le bottiglie più vecchie. Sì, capito. Abbiamo bevuto quello del 2005 che era il vino del mondo, abbiamo fatto un rosso di agnello. Tanti esperimenti, tante prove. Tengo poche bottiglie per affetto. Sì, ricordo, esatto. E poi comunque assaggio anche tanti vini, ci sono tante etichette qui che io assaggio. Ho capito. Mi piace, e poi tu devi capire anche come si fanno gli altri vini. Sì. Ti aiuta a capire se tu stai facendo bene, se stai facendo male. Come sommelier pure è buono di avere una lezione di. Certo, è importante. Sì. La bocca. Tu puoi capire se stai facendo bene, se stai facendo. E soprattutto se. La cosa importante è che il vino deve piacere a te. Tu devi bere il tuo vino, quindi se non ti piace non ha senso fare un vino migliore di altri se poi a te non piace. Sì. Non serve a niente, no? Capito. Questo aiuta, ma non è fondamentale, è importante. Insieme ad altra cosa. Un Syrah? Sì, questo è Syrah. Dell'anno scorso? Sempre l'anno scorso questo qua. Il zucchero, il livello del zucchero quando è questo fermentato? era molto alto. In questo momento come gradazione alcolica a 15 gradi. Sì, ancora ci vuole. Poi è nell'acciaio e quindi è molto. Non ha fatto nessuna evoluzione. Quindi questo deve riposare ancora. Ma tutti i vini, quelli che io metto in bottiglia. Sono tutti, per esempio per ora noi beviamo 2009 di 20 anni fa. Questo sarà un bel bicchiere di vino, ma un altro anno. Allora assaggiamo quale? Che io lo lascio a un livello. Cabernet Sauvignon. Stranamente non è mai a quel livello. Cabernet Sauvignon siciliano. Che chiaramente passa. Allora, questo è un Cabernet Sauvignon? Questo è un Cabernet Sauvignon. Sono qui 15 gradi e mezzo. Ancora più alto. Sì. Fatto sempre con lo stesso sistema del Syrah, nel senso non ci sono lieviti commerciali e non c'è anidride solforosa, neanche in fermentazione. Qui non ci sono solfiti in questo vino, se non quella piccola quantità che produce il lievito, perché il lievito produce un po' di solfiti. Un Cabernet Sauvignon californiano ci vuole, peperone, ci vuole minimo 2 anni prima che anche assaggio vino. Adesso se ne parlerà nel 2013. Soprattutto che cos'è? Questo è Nero d'Avola. Nero è famoso. Questo non c'è in California. E soprattutto questo non può venire in California. No. Sì, però. È un vitigno che hanno provato a piantare anche in altri posti. Sì. Abbiamo questo qui. Oh, c'hai very nice smell. Questo quanti mesi è? Questo qui è sempre 2011. Questo è sempre 2011, però questo qui va in botte piuttosto che in acciaio. Buonissimo. Questo è eccezionale. Già è più evoluto. Eccezionale. Questo cos'è? Questo è Nerello Cappuccio. È la stessa uva sempre che abbiamo fatto. Nato in Sicilia. Questo è nato in siciliano. Questo è siciliano. E si vede la differenza già. Si chiama cappuccio perché praticamente rispetto al Nerello mascalese ha una chioma molto più ampia, tipo un mantello. Infatti si dice cappuccio mantellato. Un cappuccio. Ad esempio questo qua. Perché ste bottiglie? Ascolta, cosa viene prima? L'odore o il sapore?
In che senso? Cosa viene prima? L'odore? Quando L'odore. un vino sta maturando, sì, questo odore. Questo è lo stesso vino che abbiamo fatto oggi. Questo qua invece non fa 2 anni, questo fa 3 anni. Prima di andare. Sì? 3 anni, di più rispetto all'anello mascalese? Sì, questo sì. Per come faccio io questo vino, sì. Com'è sto bottiglie così invece che da? Buonissime. No, questi devono andare là. Eccezionale. Questo qua è Etna Rosso, questo è l'uva che tu hai visto oggi, dove siamo stati oggi sull'Etna. Ed è Nerello Mascalese, che è il fratello di quello che noi abbiamo fatto Sì, oggi. Oggi siamo stati là, in quel posto dove non c'era nessuno. C'era un albanese, disse no, il proprietario non c'è, non potete entrare. Quella cantina. No, la cantina. Sì, questo Wow, what a smell! It's totally, Tu sei totally. passato dalla cantina? Sì, siamo andati proprio dove io ho preso l'uva l'anno scorso. Ah, Totally scusa, pensavo dove andava a raccontare. non Sì, California. perché c'è la cantina e il vigneto. Questo in California non c'è questo odore. No, non c'è l'Etna in California. No, non c'è questo odore in California. Però si scanta da vulcano, no? Ma se qui esplode, che fa? Scappate tutti. Però è. L'isola Olie. A me ad esempio ne rodavole, chissà la differenza c'è, è enorme. Notevole. Poi questo qua è fatto sul suolo vulcanico, è un'altra cosa. Bello, Che dici questo qua? bello. Ancora ci vuole, però questo è bellissimo. Al naso, se tu li senti al naso ti sembrano buoni, ti sembrano pronti, ma se tu li assaggi poi. No, ma ascolta. Sì, il naso è eccezionale. Questo è veramente siciliano, no? Questo Anche questo. vintage, è questo. Però un Cabernet Sauvignon di dove viene? Questo arriva da Contessa Entellina, provincia E di questo? Questo pure, Sì. Contessa Entellina. Non è siciliano. No, vedi? questi no, Ok. questi sono francesi. E vedi che questo sembra, quando io assaggio i miei californiani, sembrano questi due qui. Questo perciò ho detto siamo a livello, però quando assaggi i vintage, Che è la stessa cosa, Che- quello che ti dicevo poco fa. Come si fa a fare un vino del territorio se tu usi lo stesso vitigno? questi sono al professionisti. Questo tu impossibile. puoi vendere questi vini qua. Cioè Eccezionale. questi sono dei vini che tu assaggi in questo Sì, territorio, che sì, sono di sì. questo territorio. Perché c'è. E tu non puoi Sì, fare sì. Organica o. Eccezionale, veramente. Ne rodava il terreno. Che Con cos'è? quella pasta che tu mi hai fatto mangiare oggi, con quelle verdure di Etna, no? Con questa andava bene. Andava bene. Come si chiama quel piatto? Si chiama tunnacchiolo. Tunnacchio.